Pizzette! Come quelle del panificio, ma fatte in casa. È facilissime. Iniziamo in una ciotola, mettiamo latte, aggiungiamo acqua, il lievito e mescoliamo. Adesso incorporiamo poco per volta la farina, mescoliamo e aggiungiamo il sale e l'olio d'oliva. Impastiamo velocemente con le mani e lo lasciamo riposare per 15 minuti. Poi lo riprendiamo e facciamo 3 giri di pieghe ogni 30 minuti. Lo lasciamo lievitare per almeno 2 ore. Dopodiché lo riprendiamo, andiamo a dividerlo in panetti da 100 grammi ciascuno. Diamo la forma alle pizzette e le mettiamo in teglia a lievitare per circa un'oretta. E siamo pronti. Un giro d'olio e con le dita andiamo a schiacciare leggermente le pizzette. Le condiamo con della polpa di pomodoro e le mettiamo in forno nella parte bassa per 10 minuti. Le sforniamo, aggiungiamo la mozzarella e altri 10 minuti nella parte centrale del forno. Guardate qua. Soffici, filanti, proprio come quelle del panificio. Provatele perché queste sono le pizzette che rifarete sempre. Madonna mia.